Mercoledì 29 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi vedremo come a scuola tornano i giudizi sintetici, poi sarà il nostro ospite David Coco, il protagonista della Grande Menzogna, lo spettacolo teatrale su Borsellino in cartellone venerdì e sabato a Catania, e ancora ascolteremo la testimonianza da Palermo di Don Di Marzo, parroco dello Sperone, dopo la sparatoria degli ultimi giorni, la morte di un giovane e lo sgombero degli appartamenti occupati. Ma cominciamo innanzitutto con Altavilla Milice. Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso moglie e figli durante un folle esorcismo, scarica la colpa sulla coppia dei fanatici che si erano inseriti a casa sua, e intanto cominciano a affiorare nella sua mente i primi confusi ricordi. Non ho fatto nulla, farnetica, dice, ero imbambolato, insomma, vediamo. È finalmente uscito dal suo delirio mistico Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e 2 dei 3 figli durante un drammatico esorcismo per liberarli dal demonio. Delle torture perpetrate nella casa di Altavilla, oltre all'uomo, sono accusati Massimo Carandente e Sabrina Fina, una coppia di amici di famiglia appartenenti a un gruppo di preghiera sul quale si sta indagando, e la figlia 17enne di Barreca, unica superstite della famiglia oltre il padre. Durante l'ennesimo colloquio con il suo avvocato Giancarlo Barracato, comincia a ricordare adesso cosa è successo, anche se ancora in maniera confusa, e cambia diametralmente la versione dei fatti fin qui ricostruita. Resta in lui la convinzione che i suoi familiari fossero posseduti e occorresse liberarli dal demonio. Sempre naturalmente il fatto, la convinzione piena di avere che l'operazione, non si sa da chi a questo punto, gli atti violenti, da chi siano stati portati a compimento, però diciamo, ha una chiara visione o quasi chiara visione della manipolazione. Adesso dunque Barreca dice di essere anche lui una vittima della manipolazione della coppia di predicatori. Di fatto scarica su di loro la maggior parte delle responsabilità, come i 2 avevano fatto in precedenza, accusando invece Barreca. Rispetto ai primi due incontri c'è stato una sorta di cambiamento nella persona del signor Barreca, in quanto cominciano a riaffiorare tante scene, tante immagini, tante sequenze che non è tutto chiaro, devo dire, però che lo mettono nelle condizioni di praticamente scagliarsi contro i 2, Massimo e Sabrina. Da chiarire ancora il ruolo della figlia 17enne, indicata come più vicina ai 2 predicatori che non al padre. La ragazza dormiva abbracciata a Massimo e Sabrina ed era anche lei nel gioco degli insistenti predicatori. Una versione ancora confusa e lacunosa, quella che Barreca ha fornito al suo difensore. Un salto indietro nel tempo, adesso agli anni della mafia stragista degli anni 90, al processo per il depistaggio per la strage di Via D'Amelio sono emerse nuove rivelazioni. Il pubblico ministero ha parlato di 100 milioni di vecchie lire versati sul conto di Arnaldo La Barbera, l'ex capo della Mobile di Palermo, morto nel 2002. Un intreccio misterioso fra la strage di Via D'Amelio, il depistaggio delle indagini su quell'autobomba del 92 e l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, assassinato con la moglie 3 anni prima, nell'agosto dell'89. È sempre più fitto il mistero ad uno dei più grandi gialli italiani, e proprio la storia del depistaggio su Via D'Amelio. Sono 3 le principali novità emerse durante l'ultima udienza del processo per quel depistaggio in corso a Caltanissetta, e c'è sempre l'ex questore Arnaldo La Barbera al centro di tutti i gialli. Da una parte i soldi, ingenti somme di denaro versate proprio dalla Barbera nei propri conti correnti fra il 90 e il 92, nell'arco di tempo fra l'omicidio Agostino e la strage di Via D'Amelio. La documentazione bancaria è stata trovata durante una perquisizione a casa dell'ex moglie il 18 settembre dello scorso anno. Versamenti che si incrementano nel 1992 fino a raggiungere nel complesso dei 3 anni quasi 100 milioni di vecchie lire. Il secondo giallo è quello dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. La perquisizione nasce dalle dichiarazioni di un collaboratore secondo il quale l'agenda era stata conservata proprio dalla Barbera e la custodiva per un periodo a casa. L'agenda non è stata trovata e ancora oggi c'è chi sostiene che non sia mai esistita. Infine un rapporto sull'omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio, la moglie, un delitto rimasto irrisolto, secondo l'accusa anche per un rapporto di servizio proprio di La Barbera, allora a capo della Mobile di Palermo, che indirizzò le indagini sulla pista passionale per una relazione interrotta. Una pista poco credibile viste le modalità del delitto. Una trama che si infittisce invece di dirimersi con il tempo.
Adesso il calcio, notte magica e risveglio felice per il Catania che ha battuto 2-0 il Rimini, si è qualificato per la finalissima di Coppa Italia di Serie C, ancora una volta decisivo Castellini che nel finale ha lasciato partire un bolide che ha fatto esplodere il Massimino. Tutto in una notte, dove realtà, sogni e speranze si fondono in due colori, il rosso e l'azzurro. Il Catania batte 2-0 il Rimini, approda in finale di Coppa Italia di Serie C e vede vicina anche la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. A contendersi il trofeo saranno Ietnei ed il Padova in un doppio confronto, 19 marzo a Leuganeo, il 2 aprile in Sicilia, che stuzzica già la fantasia dei tifosi. Il grande cuore rosso-azzurro batte forte in una serata che rende felici tutti, dalla squadra alla dirigenza, pelligra in testa, passando per i tifosi e per finire al cassiere del Massimino che si frega le mani con 19.842 spettatori paganti. E da solo vale il prezzo del biglietto il potente sinistro di Alessio Castellini, l'uomo della provvidenza, che al minuto 85 spezza l'equilibrio e fa pendere la bilancia dalla parte del Catania. Il suo gol fa esplodere lo stadio, una prodezza da vedere e da rivedere, bella ed efficace, che spalanca le porte del paradiso. Nella partita senza appello il Catania lotta, soffre e alla fine porta a casa la vittoria ribaltando l'1-0 maturato in Romagna. Al minuto 17 apre le danze Cicerelli, lesto a spedire sotto la traversa un pallone ben lavorato da Sturaro. È il gol che mette la doppia sfida sui binari della parità. Dopo il vantaggio il Catania si abbassa e concede il palino del gioco agli ospiti. Albertoni se la cava 2 volte sulla Mesta, uno dei migliori in campo, con il Catania che aspetta pazientemente ma che con carattere e generosità argina gli attacchi dei romagnoli per poi sfiorare il raddoppio con Teglio che si fa respingere la conclusione da Colombi. E mentre sul Massimino aleggiava lo spettro dei supplementari, ecco spuntare Castellini che con il suo sinistro ciclonico non lascia scampo all'estremo difensore del Rimini. Finale thrilling con cartellini gialli in campo e rossi sulle banchine ed un gol annullato a Rimini con 6 minuti di recupero, poi diventati 8, che lasciano senza fiato il pubblico che al triplice fischio di Galipò può dare libero sfogo alla gioia, incontenibile ed irrefrenabile in campo e sugli spalti. Angelo, vogliamo cominciare da qui? E ripartiamo, anzi cominciamo da qui, da questa immagine che ci restituisce il servizio, ma intanto anche la pagina del quotidiano La Sicilia, vedete che ci riporta alla festa di ieri sera al Massimino e leggiamo per l'appunto i timbri di Cicerelli e Castellini portano i rossazzurri in finale ed è festa grande al Massimino, sofferenza in grande cuore, l'ex punta laziale sblocca il match in apertura, poi capitan futuro praticamente Castellini con una botta del limite firma la rete della qualificazione. E poi ancora leggiamo del Catania anche sulla Gazzetta dello Sport, nelle pagine dedicate alla regione siciliana. Castellini, notte magica, rete con vista playoff, sogno che si avvera, l'autore del 2-0 al Rimini dopo il gol di Cicerelli in campionato. Faremo di più, dunque è stata una sorta di riscatto e di catarsi per il Catania. Adesso le altre notizie, andiamo sulla prima pagina della Sicilia, che ha comunque, vedete questa bellissima foto per restare in tema, una coppa di champagne, vedete il presidente Pelligra che è arrivato dall'Australia per sostenere i suoi. Il Catania batte il Rimini, va in finale, festa rossa-azzurra al Massimino, con questa immagine con il presidente. Molto bella, foto. Infatti, beh, insomma, questo è il calcio. Poi adesso le altre notizie. Intanto i fatti legati più strettamente alla terra siciliana, testamento senza pressioni, solo volontà della zia Maria Catania, il caso degli spaghetti indigesti torna di nuovo di attualità. E ancora a Sant'Agata di Battiati, siamo nel catanese, un'anziana fiuta la trappola del falso incidente e fa arrestare il truffatore, davvero da applaudire questa signora. Poi le altre notizie, altro che ponte, numeri alla mano, Sicilia più isolata della Sardegna, questo è quanto viene fuori. E poi sviluppo e coesione, passa lo schema sui 6,8 miliardi, ora gli interventi, servono chiaramente gli interventi. Tornano le piogge, ma Coldiretti rilancia l'allarme siccità, quindi ancora non bastano le piogge di questi giorni. Poi ancora le altre notizie.
Il parasiracusano, certamente ricorderete la vicenda Scieri, assolto un caporale ancora in servizio per l'omicidio Scieri, esercito senza colpe, almeno questa è la decisione per questo filone del processo. E altre notizie che leggiamo sulla prima della Sicilia, Paternò, clan Assinnata, c'è un nuovo pentito, e poi nelle pagine interne un'intervista con Cristiana Capotondi e Margherita delle Stelle, il lato meno noto della Hack. E ancora, allora andiamo dentro a vedere qualcosa in più. Spaghetti triturati, e non era la prima volta. La morte dell'anziana trasferita in Sicilia, è stata interrogata per 3 ore la pronipote accusata di aver ucciso l'anziana parente per l'eredità. Illegale tra le due donne un forte rapporto affettivo, smonteremo le bugie. Questo è quello che viene raccontato. Poi il truffatore dei falsi incidenti, Vecchietta furba lo fa arrestare, abbiamo visto il richiamo dalla prima pagina. Un'operazione dei militari ha portato alla cattura in flagranza di un malvivente che praticamente cercava di truffare un'anziana signora, e lei è stata davvero furba, davvero diciamo scaltra nel individuare che qualcosa non stava andando per il verso giusto. La mattanza di Altavilla Minice, la strage in famiglia, l'omicida adesso scarica la colpa sugli altri indagati, cioè la coppia che era nella loro abitazione per l'esorcismo. Poi vediamo ancora Sicilia più isolata della Sardegna, misure correttive e compensative. La Commissione Insularità, gap simile nei trasporti, ma sul lavoro, giovani e servizi c'è chi sta peggio nella programmazione dei fondi dell'Unione Europea e di fondi per lo sviluppo e la coesione, e anche nell'EP nessun riferimento alla condizione di svantaggio, e questo non è certamente un buon segnale. Siamo alla pagina dedicata alla città di Catania. Siamo a Castiglione di Sicilia, l'incendio doloso dopo la firma. Poche ore prima l'ex consigliere comunale aveva sottoscritto il contratto per le escursioni a Etna Nord Piano Provenzano. Stanno adesso indagando i carabinieri perché un rogo ha danneggiato 2 auto, una è dell'imprenditore Alfio Conti. E poi a Catania le pillole di informazione per aiutare gli utenti contro le trappole del web, e vedete il sindaco, siamo a Paternò stavolta, il sindaco Naso ordina lo sgombero della baraccopoli di Ciappe Bianche, quella del caporalato, dove praticamente stavano in condizioni davvero precarie, direi non umane, le persone impegnate nei campi. Ancora Feria a pistolettate, conduttore radiofonico, è stato condannato a 9 anni, una storia di qualche anno fa che risale al 2021. Poi ancora a Paternò c'è un nuovo pentito di mafia, fibrillazione all'interno del clan Assinnata. La notizia era nell'aria da tempo, qualcosa stava scuotendo il clan Assinnata di Paternò, e l'arresto di Turi Assinnata a dicembre nel blitz Leonidi, e poi il ritrovamento da parte dei carabinieri di un arsenale sepolto, e quindi tutti sono segnali che indicano come effettivamente qualcuno avrà dato delle indicazioni ben precise. Poi siamo di nuovo a Catania, rifiuto il furbetto di turno e Lanfranco Zappalà, pizzicato mentre scarica in strada, a piano tavola e multato, erano foglie contro me. Sciacallaggio, questa è la sua giustificazione, ma intanto 2 frame delle immagini della videosorveglianza che sono poi finiti sui social. Lasciamo la Sicilia, siamo adesso sulla prima pagina del Giornale di Sicilia. Mia figlia plagiata da quei 2. L'orrore di Altavilla, il padre, lei è stata coinvolta da Massimo e Sabrina, era sempre insieme a loro e dormivano abbracciati. Giovanni Barreca, al suo avvocato, ha raccontato di non avere usato violenza contro la sua famiglia e ha scaricato sulla coppia di fanatici la totale responsabilità del massacro. Il personaggio, una ragazza dai troppi misteri e quell'odio per la mamma, si riferisce evidentemente alla giovane 17enne. Restiamo a Palermo. Aggressione omofoba, incastrato il branco, 7 ragazzi nei guai. Il raid in via Ruggero VII, sono 4 maggiorenni e 3 minorenni, ora chiusi in comunità. Per l'accusa picchiarono 6 persone, il gruppo poi compì anche una rapina in via Roma. Altre notizie, le indagini sull'omicidio dello Sperone, si cercano altri complici di questa sparatoria.
a Balestrate per il pestaggio mortale, ci sono altri 4 fermati, sono giovani di Borgetto e Partinico, presero parte alla violenta lite. E ancora dalla prima pagina del giornale di Sicilia leggiamo: la vedova sfida Putin, sanguinario mafioso, così dice la moglie di, adesso la vedova di Navalny, parlando all'Eurocamera: non avete a che fare con un politico, il presidente russo è il capo di una banda criminale organizzata. Sono parole davvero durissime della moglie di Navalny, che adesso per i funerali, insomma, annuncia che ci potrebbero essere anche nuovi arresti. Repubblica Palermo, si allarga il Bosnia Gate, denunce dal resto d'Italia, studenti e legali si muovono in altre città mentre la Guardia di Finanza palermitana indaga sull'Ateneo non autorizzato dal MIUR, tutti gli incroci con l'amministrazione regionale. E poi sgombero allo Sperone, il parroco si schiera, senza tetto non sono boss, questo dice. Tra poco sarà con noi in collegamento il parroco dello Sperone. E quindi avremo modo di parlare con lui. Tracce di 2 assegni di La Barbera per lo 007 dei misteri de Sena. Queste sono le ultime sul depistaggio delle stragi che portarono poi alla strage di Via D'Amelio. Ancora leggiamo dalle pagine interne, vedete, sulla vicenda di quanto accaduto, la strage, la mattanza di Altavilla. Barreca accusa la coppia: sono stati loro a uccidere mia moglie e i miei figli. L'uomo ha raccontato la sua verità legale, che ha chiesto la perizia psichiatrica per il suo assistito. Li ho visti mentre li seviziavano, io ero come paralizzato, non sono riuscito a fare nulla, non credevo che arrivassero a tanto, dovevano soltanto scacciare il demonio. Insomma, prime ammissioni di quanto accaduto in quella villetta. Poi il delitto di Balestrate, 4 in manette per la rissa in discoteca, l'aggressione omofoba, 7 giovani inchiodati da telecamere e social. Andiamo a chiudere con la Gazzetta del Sud, vediamo la prima pagina. Passa all'Ars il piano da 6,8 miliardi, ma non si placano le polemiche per i comuni e un meccanismo complicato. Via libera ai programmi di investimento dei fondi per lo sviluppo e la coesione della regione siciliana. E ancora, vedete, altre notizie che ci portano già sulle pagine nazionali, sui fatti nazionali. Manganellate a Firenze e Pisa, trasferita la dirigente della Mobile. Trovato il corpo di Antonella, deceduta da poco tempo a Ischia, la 51enne scomparsa da 12 giorni. Ci fermiamo qui. Facciamo una breve pausa, subito dopo la rassegna stampa nazionale. State con noi. Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Partiamo stamattina con la prima di Avvenire, la stiamo già vedendo. Armi, l'insostenibile peso, in 2 anni investiti quasi 1.000 miliardi di dollari in armamenti, per gli ordini impiegato il 2,2% del PIL mondiale. Un F-35 costa come 3.244 letti in terapia intensiva. 3.244 letti. Ti dico di più, un sottomarino vale 9.180 ambulanze e sono, diciamo, in alternativa, no? Bellissima questa inchiesta, questa Avvenire ha indagine. sempre degli spunti particolari. Mamma mia. E poi, attenzione, Transistria, la Russia accende la miccia in Moldavia, appoggio ai separatisti, e qui c'è un altro, diciamo, focolaio. Esatto, qui bisognerà stare con gli occhi bene aperti sulla Transnistria. E poi Israele, la tregua tarda ancora, bombe e morti. Insomma, è davvero un momento in cui le armi si sentono più armi che le voci delle persone. Al voto l'Iran dei giovani disillusi, anche questa è una situazione da attenzionare. Le elezioni per il dopo Mascia. Scudo del governo sulla polizia per i fatti che sono verificati. A Torino assaltato una volante, Meloni e Piantedosi, pericoloso denigrare
le forze dell'ordine. Questa è la prima pagina di Avvenire, ma questi temi, alcuni di questi temi si ritrovano anche su altre prime pagine. Adesso siamo sul Messaggero, che ha intanto la politica in apertura, centrodestra ricandida i governatori uscenti dopo quanto accaduto in Sardegna. In corsa praticamente Tesei, Bardi e Cirio, quindi Cioè, non si cambia più nulla. basta, stop, non si fanno esperimenti, non se ne fanno più. Navalny, domani funerale a Mosca, la vedova, c'è il timore di arresti, questa è la sua denuncia. E bonus auto, fermi per la burocrazia. Attenzione, leggiamo questa notizia, rinviati gli incentivi per acquistare veicoli meno inquinanti. Dovevano partire da marzo, il governo avvia contatti per portare in Italia un secondo produttore. Adesso spunta Tesla. Quindi si sta trattando. L'inchiesta su Elkann, le verifiche a partire dalla morte di Agnelli, al riesame, scontro tra i legali e procura, sotto sequestro i dati che risalgono al 2003. E intanto Vannacci è stato sospeso per le frasi del libro, ma può candidarsi, una mossa della difesa. E poi fotonotizia, Lavinia, una tragedia senza giustizia, a 7 anni morì travolta da una statua, la procura di Monaco archivia. Una vicenda che risale a un bel po' di tempo fa, evidentemente Molto dolorosa, certo. Molto dolorosa. Lasciamo la prima pagina del Messaggero, adesso la prima del Corriere della Sera. Vedete, regionali, il centrodestra, candidiamo 3 uscenti. Quindi in qualche modo questo effetto Sardegna nel centrodestra viene avvertito. Meloni, pericoloso togliere il sostegno alla polizia, riferendosi a quanto accaduto nelle scorse ore, perché a Torino una volante della polizia è stata assaltata. E poi Vannacci sospeso per 11 mesi. Attenzione a questo titolo per la Salis, l'insegnante che si trova a processo in Ungheria, c'è lo scontro con Budapest, la vedova Navalny, Putin è un mafioso, minaccia russa per la Transistria. Vedete poi questa splendida fotonotizia, Valentina record, nuota per 140 metri sotto il ghiaccio, un'impresa, la croata Kafolen, il nuovo primato in apnea, davvero un'impresa da straordinaria, evidenziare, sottolineare, elogiare, insomma, 140 metri sotto il ghiaccio, cioè è stata brava, bravissima. Bravissima. Niente fondi per Roma e allora non si corre più per i mondiali di atletica leggera, l'Italia rinuncia, è rientrata la candidatura per questi giochi mondiali di atletica leggera. Era la prima pagina del Corriere, adesso siamo sulla prima di Repubblica. Attacco a Mattarella, cosa significa questo? Sulla questione sicurezza, la Premier Meloni critica il monito del Colle, pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la vita. Manganellate a Pisa, via la dirigente del reparto mobile di Firenze, volante aggredita a Torino, solidarietà del Quirinale. Vannacci è stato sospeso per 11 mesi dall'esercito, ci sono scintille tra il vice premier e il ministro Crosette, insomma sì, le tensioni sembrano un po' alleggerite, ma mi pare che ancora qualche motivo di attrito ci sia nella maggioranza. Navalny alla vigilia del funerale, la vedova accusa Putin è un mafioso, queste le sue parole. E poi ancora un reportage in Iran, la sfida delle donne senza velo, quello che racconta Repubblica. Dalla prima pagina una notizia un po' più leggera, direi così, attivista e modella, il ritorno dell'ex stagista Monica Lewinsky. E adesso fa la modella e in qualche modo sta facendo campagna elettorale. Lega in crisi, il Veneto processa Salvini, questo è il titolo di apertura della Stampa, la Russia pronta a usare il nucleare, e questa è la notizia che stamattina qualche quotidiano in qualche modo ha inserito sulle sue prime pagine. Il piano di von der Leyen per salvare Kiev, produrremo più armi, e intanto la Transistria chiede aiuto a Mosca. Ecco, un altro fronte. Putin, boss mafioso, fotonotizia con la vedova di Navalny, e poi ci sono le altre notizie, assalto degli anarchici agli agenti a Torino, telefonata del Colle, la Premier, ora basta. E ancora le idee, i ragazzi e le proteste che cambiano il mondo, di Massimo Ammaniti. Poi c'è un'inchiesta, c'era un'inchiesta
a Trapani, Juventa, processo flop, solo aiuti umanitari, 7 anni di indagini, 3 milioni di euro per realizzare migliaia di intercettazioni e una campagna martellante politica e media. Il caso Juventa, la nave della ONG sequestrata e alla capolina, è stata sequestrata nel 2017. Lasciamo la prima pagina della Stampa, adesso siamo sul Giornale e vediamo primo via libera ai test psicologici per i magistrati, c'è una svolta storica dalla Commissione Giustizia al Senato, l'ok l'esame per i candidati ai concorsi. Ma intanto l'aggressione a Torino, antagonisti assaltano una volante della polizia, da Mattarella la solidarietà agli agenti. E per la scuola pene più severe per chi aggredisce i professori, pene più severe per chi alza un dito sui professori, ma anche un osservatorio nazionale sulla sicurezza nelle scuole e una giornata nazionale di educazione contro la violenza nei confronti del personale scolastico che verrà celebrata il 15 dicembre. Poi Vannacci, sospeso con stipendio dimezzato, la sua replica: sono sereno e potrò presentare il mio nuovo libro, L'ufficiale è nel mirino. Lasciamo il Giornale, adesso c'è il Fatto Quotidiano, fotonotizia come sempre, e vedete l'accostamento che fa stamattina il Fatto Quotidiano. Ursula sogna la guerra, le armi come i vaccini, la von der Leyen vuole più strumenti di morte contro la Russia, scrive stamattina il Fatto Quotidiano. Poi l'Unità. Naufraghi, questo è il titolo, stracciata la dottrina Salvini-Minniti, torna la Costituzione, si riferisce dopo 7 anni, rientrano le accuse per la nave dell'ONG di cui prima parlavamo. Vannacci fa impazzire il centrodestra, questa è la notizia, la difesa sospende il generale, Lega contro Crosetto, evidentemente sarà partito forse dal Ministero probabilmente questo diciamo, provvedimento. Il generale sospeso anche sul Libero, volano gli stracci, sanzione stipendio dimezzato al militare scrittore, Salvini non ci sta, siamo a ridicole, Crosetto contrattacca, non è stata una mia scelta, presto finirò le guance da porgere. Insomma il ministro forse è un po' stanco. Darò il reddito a tutta l'Unione Europea, questo è il titolo. Conte la qualunque, questa è la scelta fatta stamattina. Esattamente, questa mattina da Libero: chi attacca la polizia ci mette in pericolo, Meloni durissima sui manganelli a Pisa. E poi caos in questure, centri sociali, assaltano gli agenti, tutto questo a Torino. Il Riformista, ancora Conte in primo piano, vedete? Fine della favoletta. Navigator a casa, prosegue solo lo spreco miliardario dei centri del pubblico impiego. Questo è quello che scrive stamattina il Riformista. Poi sul Manifesto la notizia di cui abbiamo già parlato, buco nell'acqua, e spieghiamo perché. Più di 6 anni fa hanno sequestrato questa nave che vedete per l'appunto nella foto, che salvava vite umane. Hanno indagato, infiltrato, intercettato gli operatori delle ONG, i testimoni dell'accusa sono stati utili alla propaganda di Salvini. Ora la procura di Trapani dice che si era sbagliata, il fatto non costituisce reato e dunque da qui tutte le critiche di questa mattina. Il maxi processo, il reato di umanità in 30.000 pagine. E poi in Israele Yaesh rischia la tortura. All'Aquila la richiesta di estradizione di un 37enne palestinese a Gaza, quasi 30.000 uccisi. Questi sono davvero dati piuttosto preoccupanti. Siamo in chiusura, l'ultimo titolo: allerta anarchici antisionisti, relazione dell'intelligence. I movimenti sfruttano le proteste per la Palestina, minaccia concreta e insidiosa, i servizi mettono in guardia manovre ibride dalla Russia, possono intervenire sul voto. Intanto la von der Leyen sveglia l'Europa, guerra possibile, ora più armi, Crosetto conferma l'impiego. Ci fermiamo qui provvisoriamente, adesso diamo un'occhiata al tempo e poi avremo la nostra prima ospite, parleremo di scuola. State con noi, buongiorno Sicilia.
Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Una giornata di giovedì con una certa instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali. Si innescheranno piogge, acquazzoni, fenomeni talora abbondanti ma anche intensi. Al nord a copertura nuvolosa prevalente, qualche timida schiarita possibile, ma in serata si riattiveranno dei fenomeni, dunque ombrelli a portata di mano. Per la giornata di giovedì sulla Sicilia, al mattino sole prevalente sull'isola, ma insomma anche qui ombrelli a portata, poiché entro il pomeriggio si riattiveranno piogge, acquazzoni e anche locali temporali. Poche variazioni termiche, valori diurni ancora elevati per il periodo, attorno ai 15-17 gradi. Ventilazione prevalentemente in attenuazione, soffierà ancora vivace dai quadranti meridionali e sull'area sud-orientale. Uno sguardo ora cosa ci attenderà venerdì. Ebbene, la situazione non cambia, l'atmosfera resta variabile tra sole e nubi, fenomeni più probabili nel corso del pomeriggio-sera sull'area tirrenica. Le temperature massime ancora comprese fra 16 e 18 gradi, anche i valori minimi non saranno per niente bassi per il periodo. Con questo per il momento è tutto, maggiori dettagli in merito sulla nostra app gratuita Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Buongiorno Sicilia, e con noi la nostra prima ospite, Cettina Brunetto, che è segretaria generale della CGIL Scuola a Catania. Grazie per essere con noi. Grazie. Dobbiamo parlare, noi che siamo genitori e ci capiamo poco con queste cose, dei giudizi nei confronti dei nostri figli che vanno a scuola. Adesso sono tornati i giudizi sintetici. Quali sono i giudizi sintetici? Allora, diciamo che si passa dai giudizi descrittivi, sì, dove si descrivono i percorsi che gli alunni e le alunne effettuano durante l'arco dell'anno con una valutazione intermedia e finale, ai giudizi sintetici, che significa che il Ministro ha pensato bene all'improvviso all'interno di un decreto legge di inserire questa valutazione sintetica per la scuola primaria. Cosa significa nella scuola primaria? A quanto pare si parla di voti o giudizi sintetici ottimo sufficiente, perché questi sono i giudizi sintetici. Sì, esatto. Perché mentre quelli descrittivi, fa un esempio. Allora, quelli descrittivi fino a, diciamo, all'altro ieri erano praticamente avanzato, intermedio, base e in fase di prima acquisizione. Perché è chiaro che lì c'è stato tutto uno studio fatto da pedagogisti a livello nazionale che si sono impegnati in questo settore, perché quando si parla di scuole si parla di valutazione. È chiaro che lì interveniamo su un elemento molto sensibile nella società italiana, perché diciamo che il futuro cittadino si forma grazie anche alla scuola che ha frequentato. Si può ferire la sua sensibilità. Esatto, quindi andare a tornare indietro. Infatti io la mia espressione è stata un passo avanti e due indietro. Quindi voi come CGIL... Noi siamo contrari, abbiamo appoggiato l'appello che è stato sottoscritto da fior di pedagogisti intanto, che su questo argomento hanno molto da dire, ma anche molti attori, persone che sanno cosa significa frequentare la scuola e seguire il percorso di crescita di individui che si devono ancora formare, che entrano appunto individui nella scuola e dovrebbero uscire cittadini. È chiaro, quindi io devo mettere in evidenza quello che c'è di positivo nel percorso che fa il bambino, la bambina, cercando di valorizzare quello che è il suo bagaglio ed eventualmente mettere in evidenza qualcosa che non va, ma che deve essere incrementata, e far capire alla famiglia anche qual è il problema per superare questo ostacolo. Quindi il giudizio, se ho capito bene, il giudizio descrittivo aiuta in questa direzione, certo, piuttosto che quello, diciamo, sintetico, esatto, che è un po' brutale forse. È un po' brutale perché associare ad un bambino di 6-7 anni il 5, il 6, il 4, è chiaro che, oppure l'insufficiente, è chiaro che alla famiglia si sente insufficiente, è chiaro, è un'etichetta che noi vorremmo, grazie anche alla pedagogia che negli anni è andata, come dire, ha fatto i suoi progressi, e comunque sulla docimologia, che è la scienza che studia la valutazione, ci sono fiumi di libri, quindi è chiaro che la valutazione è un elemento cruciale nell'organizzazione di un percorso educativo. Anche la pedagogia, gli psicologi, certo, sono d'accordo con certo, voi. E come mai c'è stato questo cambiamento allora? Che interpretazione date voi del sindacato? Ma perché diciamo che a volte la politica va a invadere un settore
settori dove magari non si è molto esperti, e quindi voler dare una risposta semplicistica a un Secca, problema complesso, esatto, a un problema complesso come la valutazione, diciamo che non si fa un servizio alla collettività, ma si dà soltanto un'immagine di cambiamento per dare a qualche genitore che magari è nostalgico di qualche periodo antico, dire vabbè, intanto tu sei 6 o tu sei 5. Questo non funziona, anche perché la valutazione descrittiva si è riproposta nel 2020 dopo il periodo del Covid, quando i ragazzini e le ragazzine, i bambini e le bambine avevano una situazione di fragilità estrema. Certo. Quindi essere un pochino più, come dire, cercare morbidi anche nella valutazione negativa, allora, esatto, non si aiutava. Certo, ma perché la valutazione, diciamo che i ragazzini imparano dall'errore. Quindi l'errore deve essere un elemento positivo, non visto nell'accezione, siccome tu non sai fare una cosa, allora io ti etichetto con l'insufficienza. Sì. Non è questo il messaggio che noi dobbiamo dare. Tra l'altro la nostra scuola è la scuola della Costituzione, che all'articolo 3, al comma 2, che bisogna rimuovere gli ostacoli, non etichettare per, come dire, segnare il percorso di una persona in un senso o nell'altro. Allora noi quando avevamo i voti siamo venuti fuori tutti sballati, perché siamo stati travolti da questa cosa. Ma diciamo che molte persone si sono perse, però c'è anche da dire che non è stato sempre il voto nella scuola italiana ad esprimere la valutazione, perché io personalmente da insegnante ho espresso sempre giudizi descrittivi, giudizi che dalla situazione di partenza poi vanno a delineare tutto il percorso. Sì. Quindi adesso voi che cosa farete? Farete delle proposte, farete dei, non so, incontri con il ministro? Ma già il ministro comunque si mostra un po' più titubante, perché all'inizio si parlava di voti, poi si è parlato di giudizi sintetici, quindi anche lì si lanciano delle proposte, però è chiaro che le proposte devono essere supportate anche dagli studi. Perché, ribadisco, il percorso educativo di un individuo non lo puoi catalogare, cioè affrontare un problema complesso con una soluzione semplicistica sicuramente non facciamo un ottimo servizio. Certo. Nel frattempo viene fuori anche un altro problema dentro la scuola, che è quello del liceo Made in Italy, che non va tanto bene, per non dire che è un flop. Diciamo che questo liceo è stato proposto al Vinitali, quindi questo già la dice lunga, un corso di studi che va a soppiantare un altro esistente, che è l'indirizzo socio-economico del liceo socio-psicopedagogico, un liceo che ha dato i suoi frutti e che comunque è stato sperimentato e ha avuto ottimi risultati. Però non può essere solo un cambio di nome, perché sennò altrimenti avrebbe funzionato. Esatto, il problema è che si vuole inserire all'interno della progettazione della scuola un percorso che è stato delineato per i primi 2 anni. Noi non sappiamo nel triennio come sarà organizzato l'organico, le ore, perché ancora è il presto, monte ore. non lo sappiamo ancora. Ma non puoi iniziare una riforma senza sapere. Il genitore che va a iscrivere il figlio deve sapere poi questo ragazzino, questo ragazzo, una volta 18enne, cosa avrà fatto nel suo percorso. Cos'è che non va nel primo biennio del Made in Italy? Allora, il discorso è che stanno tagliando le materie generaliste, l'italiano e la matematica, per darla ad altre materie più specifiche. Quindi già a 14 anni il ragazzino si vede spostato il suo studio su argomenti che sono più specifici, perché nasce dal fatto di voler valorizzare il Made in Italy, ma non tanto noi pensiamo a materie come arte, come moda, no, è un discorso la classe dirigente che dovrebbe gestire i marchi e queste cose, diciamo, delle caratteristiche del Made in Italy. È un po' presto, forse. È un po' presto, perché tra l'altro nell'idea del ministro la progettazione di questo percorso deve essere in collaborazione con alcune aziende, e in più si dà la possibilità di istituire una fondazione che parteciperà alla definizione del programma. Fondazione che ovviamente è composta non solo da enti pubblici ma anche da privati. Quindi diciamo che il futuro dei ragazzi e delle ragazze verrà definito dalle aziende e da persone che hanno altri interessi, che non, diciamo, formare la mente critica, la mente, come dire, il pensiero divergente di cui abbiamo bisogno, una società così fluida e così veloce nei processi. Comunque per il momento parliamo di flop, perché gli iscritti al nuovo liceo sono stati finora 375 soltanto, che è veramente una cifra irrisoria. In tutta Italia. Qui i miei colleghi hanno fatto il calcolo anche in percentuale, 0,08. Diciamo, ma giustamente, io ci tengo
Allora, secondo voi della CGIL, che si dovrebbe fare allora a questo punto? Allora, il discorso è che quando si mettono le mani sulla scuola bisogna intanto sentire chi ci lavora nella scuola, sentire i genitori. Questo è il 50° anniversario degli organi collegiali, della partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola. Quindi se noi facciamo i passaggi che la Costituzione ha già indicato, sicuramente faremmo un buon lavoro, anche nel rispetto di quelle che sono le esigenze del territorio. Tra le altre cose, in questo momento c'è un problema che sta incombendo sulle regioni meridionali dell'autonomia differenziata, sì, dove praticamente noi resteremo così come siamo che nelle voi migliori... avversate come CGIL. Assolutamente, tra l'altro faremo una manifestazione il giorno 2 a Catania. Sì, proprio... abbiamo seguito. Esatto, proprio perché il discorso dell'autonomia differenziata va a influire in modo devastante su quello che è il percorso e le possibilità di formazione delle nostre alunne e dei nostri alunni. Quindi perché è chiaro, non ci sono fondi? Perché è chiaro, perché se la regione non ha fondi, allora si passa dal programma statale al programma regionale, si passa dal contratto nazionale al contratto, alla famose gabbie salariali. È chiaro, quindi è un percorso che noi avversiamo già da oltre un anno, perché i rischi sono veramente enormi nella scuola, come nella sanità, come nelle altre 22 materie che praticamente la regione può avere. Tornando ai voti, che iniziative pensate di fare? Come si può eventualmente... Ma intanto c'è un'interlocuzione, nel senso che il Ministro, a quanto pare, io ho seguito la faccenda, sta cercando di prendere tempo e comunque è nel decreto e probabilmente, così come nel 2020 noi ci siamo dovuti attrezzare con il giudizio descrittivo, la scuola ha anche questa grande capacità, ha insegnanti splendidi, dirigenti che si attrezzano in tutti i modi e sicuramente faremo la nostra parte. Nonostante le riforme, la scuola italiana è comunque una scuola di alta qualità, che se ne dica. Malgrado gli stipendi non... Malgrado, diciamo, quello è, come dire... Ma è vero che i nostri insegnanti hanno gli stipendi più bassi in Europa? Non solo più bassi in Europa, ma anche più bassi del pubblico impiego, cioè a parità di titolo l'insegnante percepisce uno stipendio al di sotto di circa 400 euro rispetto ad un laureato nella pubblica amministrazione. Questo per capire con l'amore di lavoro e le responsabilità che tutti noi conosciamo. Adesso quindi voi che fare? Cioè, c'è ancora un atteggiamento di relativa apertura da parte del Ministro o no? Ho capito male? No, allora il discorso è che questo Ministro, avendo una maggioranza schiacciante, vanno avanti come bulldozer, non si fermano su nulla. Questo è il problema che noi abbiamo, anche a trovare dei punti di incontro diventa molto complicato. Diventa molto complicato. Purtroppo. E quindi noi come sempre mettiamo in mostra come dire, facciamo le nostre assemblee, facciamo le nostre battaglie, stiamo facendo delle manifestazioni. Stamattina ce n'è una, se non mi sbaglio, a Roma, io devo essere là. A Roma? Sì, su tutte le questioni che stiamo... Proprio su questi temi o più in generale? Più in generale, ma comunque diciamo che i nostri temi sono un po' quelli che voi avete prima... Sì. Ma oggi mi pare ci sia una notizia che ha letto il mio collega sugli insegnanti che vengono, chi tocca gli insegnanti verrà certamente seriamente punito perché c'è anche questo problema. Allora, perché l'insegnante nell'esercizio delle proprie funzioni è a tutti gli effetti un rappresentante dello Stato, quindi come tutti i rappresentanti dello Stato deve avere rispetto, ma non solo questo. Noi diciamo che nel momento in cui si arriva a tanto, e noi purtroppo nella cronaca quotidiana vediamo, anche noi lo seguiamo e quindi è chiaro che c'è un allarme sociale non si può rispondere appunto con i voti oppure facendo queste riforme un po' campatenarie per dare un contentino alla fondazione, al privato, perché li si vanno ad accontentare alcuni gruppi di potere, lo possiamo dire, perché poi di questo si tratta, perché il disegno purtroppo noi l'abbiamo capito è quello di man mano privatizzare la scuola. Questa è la vostra preoccupazione. Esatto, ma diciamo che ci sono tutti gli elementi. Basti pensare che la riforma della filiera, così definita dal governo, tecnico-professionale, che è stata praticamente sugli organi di stampa proprio perché inizia un percorso veramente difficile per noi che crediamo in una scuola che ci tiene ad avere una omogeneità dei titoli, la validità dei titoli di studio, perché per quanto riguarda i tecnici e i professionali si passa alla quadriennalità e poi una biennalità che si fa nell'ITS Academy, che sono delle fondazioni
la partecipazione privata. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, siamo qua e facciamo il nostro dovere. Per chiudere, fai rivedere solo un attimo, poi purtroppo il nostro tempo si è concluso. Il giornale ce l'ha in prima pagina: scuole, pene più severe per chi aggredisce i professori. Sarà celebrata anche una giornata, diciamo, nazionale contro la violenza nei confronti del personale scolastico, il 15 di dicembre. Su questo sarete, come dire, favorevoli, immagino. Ma diciamo che più essere contenti nel commemorare, come dire, l'insegnante il 15 dicembre, io vorrei che l'insegnante in assoluto fosse più riconosciuto dal punto di vista economico, diciamo, e anche avere delle condizioni di lavoro migliori. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro, e noi naturalmente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda come delle altre. Ci fermiamo per un po', poi tra poco ci sarà un altro ospite. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto a David Coco, è un grande piacere averlo con noi, lui è protagonista di questa nuova opera teatrale scritta e diretta da Claudio Fava e dedicata a Paolo Borsellino. Si chiama La Grande Menzogna e sarà a Catania venerdì 1 marzo e sabato 2 alle 21 al Teatro della Città, al piccolo Teatro della Città. Perché La Grande Menzogna? Noi naturalmente non facciamo i finti ingenui, stiamo seguendo giorno per giorno quasi le vicende processuali e anche lì è anche persino complicato seguirle, ma anche oggi abbiamo dato notizie, mentre invece questa è un versante un po' diverso, è vero? La Grande Menzogna si riferisce al furto di verità che è stato fatto sull'indagine sulla strage di Via D'Amelio. Diciamo quel depistaggio, credo, probabilmente uno dei... Definito il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana, quindi tutto ciò che non è stato detto, che è stato taciuto, le menzogne che sono state dette, come dire, quegli inciampi processuali che ci sono stati e non soltanto quelli. Una serie di misteri, di cose strane. Noi cronisti seguiamo da anni dal finto pentito Scarantino fino adesso quest'ultima notizia che è arrivata, rivelata da un pubblico ministero di un versamento importante nei confronti dell'ex questore della Barbera. Però voi non fate proprio la cronaca processuale. No, noi non facciamo la cronaca processuale, diciamo che è una sorta di invettiva da parte di un Borsellino già morto, ma chiaramente non in pace, non vinto, non domato, diciamo, dagli eventi che hanno preceduto la sua morte, che si interroga su come tutto ciò è stato possibile, anche sul fatto, cioè su come tutto ciò viene quasi non dico serenamente accettato, ma distrattamente accettato, sì, perché c'è anche una sorta di invettiva da parte di Borsellino nei confronti di questa liturgia del ricordo, della memoria, che poi rimane sempre legata a quel singolo giorno, ma poi dopo di ciò ci si interessa ad altro, quindi in qualche modo anche nei confronti di tutti noi che siamo distratti da tante altre cose e ci preoccupiamo, tra virgolette, di autoassolverci in quei momenti lì, cioè nel momento del ricordo, nel momento appunto delle rimembranze, diciamo così, che sono rimaste le uniche cose che almeno quelle per fortuna ci sono, perché che sono rimaste nei confronti di un magistrato quello senz'altro. L'importante è che non sia soltanto quello, che quello lì possa non bastare a risolvere il problema. Delle risposte o si ferma, come dire, all'invettiva l'opera che lei interpreta? Ma le risposte sono, diciamo, più che altro essenzialmente in quello che io dico, cioè nell'invettiva che posso dire quando dico, noi abbiamo troppi impegni, anzi io dico nello spettacolo abbiamo la testa afferrata da troppe camurrie. E a noi ci basta piangere il morto una volta l'anno, però quel giorno pianti, quindi come dire, c'è questo, poi ci sono tutte le cose strane legate appunto alle indagini successive alla morte di Borsellino. Le risposte
sono sempre lasciate al pubblico. Beh, certo. Che viene a vedere lo spettacolo in questo caso, ma io credo in generale, in qualunque spettacolo le risposte devono essere sempre lasciate al pubblico. A chi assiste. La Grande Menzogna è scritta e diretta da Claudio Fava, con cui lei ha già fatto diverse cose, avete un sodalizio artistico già, come dire, consolidato, dal Mio nome è Caino, Lavori in corso, Il giuramento. Sì, 126 che lo abbiamo... questo è il quinto testo di Claudio che mettiamo in scena. Sì, è un sodalizio, devo dire, molto proficuo e anche interessante. Io sono davvero grato a Claudio di questa stima che è assolutamente reciproca, che ci unisce, quindi questo è una grande cosa, tra l'altro anche perché abbiamo sempre trattato temi importanti. Il lavoro in corso trattava di questo mitologico ponte di Messina, il ponte sullo Stretto, grande attualità, che ormai ha i contorni della mitologia. È sempre in piedi perché a quanto pare proprio l'idea, la progettualità del ponte ha smarrito una quantità di denaro abbastanza importante, quindi quello, il giuramento, anche quello un testo molto interessante perché parlava di uno dei 12 professori universitari che nel 1938 non giurarono fedeltà al regime fascista e vennero cacciati dall'insegnamento. Certo. 126 è un racconto allegorico proprio diciamo, su questa notte di avvenimenti strani intorno alla macchina, alla 126, quindi alla ricerca e quindi come si dice, a rubare, cioè rubarono. Sì, quando venne rubata e quindi la voi 126. farete, proprio per questo Fava e lei sarete sabato 2 marzo alle 18:30 a Catania, farete una sorta di retroscena, una sorta di appuntamento, di incontri con gli spettatori. Questo è importante perché non sempre si può parlare direttamente con i protagonisti. Questo qua è importante anche perché serve un po' a dare, come dire, a semplificare anche la lettura di uno spettacolo, anche capire quali sono stati i movimenti per arrivare a determinate considerazioni che ci sono nello spettacolo. Certo, indubbiamente molte cose derivano anche dal ruolo di Claudio negli anni precedenti come Presidente della Commissione parlamentare antimafia siciliana, antimafia tutti i lavori che lui ha fatto, le varie inchieste, le varie interrogazioni che sono state fatte da Claudio. Bene, quindi non ci resta che dare l'appuntamento venerdì 1 marzo, sabato 2 al Teatro della Città, Centro di Produzione Teatrale. Una domanda di prammatica che però vorrei farle, dopo di questo che progetti ha? Ma dopo di questo ho dei progetti di natura cinematografica, anzi dovrebbe uscire nelle sale un film che tra l'altro è stato presentato al Festival di Roma, si intitola Gli Immortali. Gli Immortali? Gli Immortali, che in realtà come titolo non so il perché mi ricorda qualcosa di action, ma in realtà nulla a che vedere con questo. È il rapporto tra un padre e una figlia. Bello. Sì, un padre che ritorna dalla figlia, un padre che è sempre stato in giro, che ha vissuto la vita con grande libertà. E uscirà presto questo? Ma speriamo, perché diciamo il rapporto tra la produzione e l'uscita non è sempre così. Non è automatico. Esatto. Stiamo imparando, lo stiamo imparando. Grazie a Davide Cocco per essere stato con noi. In bocca al lupo naturalmente per La Grande Menzogna, scritto da Claudio Fava, venerdì 1 e sabato 2 a Catania. Adesso breve pausa e poi fra poco altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia.
Torniamo in Sicilia, adesso andiamo a Palermo, al quartiere dello Sperone, insieme con il nostro Marco Gullà. C'è il parroco, lo vedete, Don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa di San Maria Santissima delle Grazie Roccella, proprio nel quartiere Sperone. Già ieri l'abbiamo avuto ospite nel nostro TG Sicilia e anche naturalmente su Telecolor, e lo ringraziamo per la sua presenza. È necessario parlare con lei, padre, perché siamo tutti turbati da questo nuovo omicidio che c'è stato, che poi è il terzo in pochissimo tempo a Palermo. A te, Marco. Sì, buongiorno Michele. Infatti ieri già Don Ugo si era espresso ovviamente sulla percezione che lui ha comunque del quartiere, che vive quotidianamente, sul fatto che comunque questo omicidio abbia mandato in allarme, ma soprattutto un po' impaurito i residenti, caro Don Ugo. Assolutamente sì, buongiorno a tutti e grazie ancora di questa presenza qui, un segno importante per fare conoscere l'aspetto bello del quartiere. C'è una paura, c'è un po' di caos in questi giorni dovuto a questo triste, tragico, terribile evento di questo omicidio, il terzo appunto in pochi mesi a Palermo, che ci dice un'escalation di violenza che non va. Ci c'è un problema serio, sociale, che dobbiamo affrontare. E al di là delle motivazioni, mafia, non mafia, pregiudicati, non pregiudicati, quello che ha fatto impressione è che questo evento è accaduto in ora di punta, alle 18:20 circa, quando il bambino torna dal doposcuola dal calcetto, quando la mamma scende o il papà a comprare il pane, in un punto trafficatissimo anche da bambini. È terribile quello che è accaduto, ci ha fatto un attimo sprofondare il caos, però dobbiamo subito riprenderci, non dobbiamo arrenderci, un po' di amarezza chiaramente, perché dopo 30 anni sembra di essere tornati ai tempi delle stragi, ai tempi in cui c'era tanto rumore a Palermo sotto questo punto di vista, ma dall'altro lato sappiamo che è un episodio, non dobbiamo lasciarci fermare da un episodio e dobbiamo continuare a proporre il bello e il bene, così come facciamo ogni giorno, guardando la meta, stop, e dicendo a tutti non dobbiamo avere paura e dobbiamo darci da fare. Don Ugo, tra l'altro, insomma, ha anche detto delle cose molto significative nei giorni scorsi, proprio dopo il brutale omicidio che si è consumato qua nel quartiere Sperone. Lui ha detto noi siamo assolutamente contro lo spaccio, contro i pusher. Dico, è ovvio, la Chiesa ha questa sua posizione, e però ha detto bisogna anche dare un'alternativa a queste persone che magari poi delinquono, Don Ugo. Assolutamente sì, la Fratelli Tutti, Papa Francesco ce lo ricorda e ce lo dice con chiarezza. Rischiamo di essere noi i costruttori di periferia, quelli che abbiamo le possibilità di fare altro, di proporre altro, e non lo facciamo. Il dovere della Chiesa in questi posti è soprattutto questo, quello di riattivare quell'ascensore sociale che si è fermato a piano terra, che non intende salire e che forse non si vuole fare salire anche da parte della città a volte. Dobbiamo anche interrogarci su questo. Sono messi dei freni esagerati a volte. Noi qualche giorno fa abbiamo assistito a una forte presenza istituzionale qui nel quartiere, appena giovedì scorso, una settimana fa, uno sgombero di 2 beni confiscati alla mafia, occupati da 2 famiglie che non hanno problematiche di mafia o di delinquenza. Sono state sgomberate con una presenza di circa 50 uomini. Questa cosa è stata impressionante. Cioè, queste persone non hanno ovviamente dei precedenti mafiosi? Assolutamente no, la questura ha verificato, però nonostante le verifiche che ho chiesto ad alta voce, chiedendo a chi era presente delle forze dell'ordine di verificare prima di agire, di operare, è stato verificato che non c'era nulla, ma dato questo diktat devono uscire, non possiamo tollerare, è vero, non possiamo tollerare l'illegalità, ci mancherebbe, ma quale alternative stiamo dando? Io entro in crisi come parroco, Mi scusi Don Ugo, la interrompo. Lei sta dicendo quindi che lo stesso spiegamento di forze che c'è stato, così straordinario, per lo sgombero di 2 appartamenti, di alcuni appartamenti a delle famiglie, diciamo, inermi, non si vede di fronte invece alle aggressioni, alle sparatorie, agli atti di violenza che costellano purtroppo da un po' di tempo la città di Palermo. È questo che dice? Fondamentalmente dico che non c'è in proporzione la stessa attenzione. Forse dovremmo chiederci che sta succedendo e lavorare in forma più che repressiva, preventiva, cercando di capire cosa sta succedendo tra i nostri giovani. Oggi siamo in una città dove i ragazzi escono armati, ci dobbiamo interrogare di questo. I ragazzi vanno a ballare il sabato sera col tirapugni, con la pistola, col coltello.
ma che sta succedendo? Non è solo lo Sperone questo, è tutta Palermo. Ma lei I che fatti di cronaca degli frequenta, scorsi mesi ce lo dicono. tutti questi giovani in parrocchia, che risposte si dà? Che cosa sta succedendo a questa gioventù? Tutto parte da una voglia di difendersi, di farsi giustizia, di essere pronti. Ma pronti a che cosa? Ecco, quello è il vero problema. Dovremmo essere pronti tutti insieme nella vita contro la morte, e invece il fatto dell'altro di lunedì sera ci dice altro, ci dice che purtroppo per 2.500 euro e chissà quali altri interessi, non entriamo nel merito, si arriva a togliere la vita a una persona, e questo non va bene, e questo è accaduto qualche mese fa dopo la discoteca in città, e questo può succedere a ogni angolo e a ogni parte di Palermo. Allora oggi siamo allo Sperone e dobbiamo attenzionare sicuramente la difficoltà dello Sperone, ma ricordiamoci che lo Sperone va anche aiutato a mettere in luce quelle bellezze che porta all'interno, che non sono tanto soltanto i murales dei vari artisti, ma sono le belle persone che qui ci stanno, e che sono la maggior parte, la parte sana del quartiere. Dobbiamo anche dire, sì. Scusa, no, volevo solo chiedere se eventualmente Don Di Marzo avesse voglia di fare un commento. È una notizia di pochi minuti fa che mi è stata portata qui dai colleghi della redazione, che prontamente intervengono. Ci sono stati 8 arresti adesso a Palermo stamattina con il sequestro di 25 kg di droga sequestrati dai carabinieri. Vuole fare un commento? Perché questo problema della droga è un problema molto serio. Abbiamo letto di crack, abbiamo letto di wax, eccetera eccetera, cioè una gioventù che rischia veramente moltissimo anche da questo punto di vista. Lo Sperone è tristemente una delle più grosse piazze di spaccio del sud Italia, la prima o la seconda, di questo si parla e ne siamo consapevoli. Noi siamo assolutamente contrari allo spaccio e lo predichiamo, lo diciamo ad alta voce. Come Chiesa diciamo qualcosa che è un po' borderline dinanzi alla legge. Se io ho mio figlio che ha fame e devo nutrirlo, non posso andare a spacciare, perché lì compro qualcosa che fa anche del male ad altri. Posso andare a rubare la busta di latte, posso andare a rubare quei soldi necessari per la spesa, ma lo spaccio di droga è intollerabile, perché grida giustizia al cospetto di Dio. Troppi figli di madre, come diciamo noi, no? Nel nostro parlare siciliano, che si perdono, che muoiono, che si devastano nell'uso della droga, perdendo anche la dignità umana. Io vedo scene qua nelle crack house della zona, nei luoghi abbandonati, che sono terribili. Ragazzine di 16, 17, 18 anni che per 5 euro si prestano a rapporti sessuali pur di avere la dose della pallina di crack o la tirata di cocaina. Non va bene, non va bene. Tra l'altro, insomma, lo Sperone, Michele, è uno dei quartieri, diciamo, in questo momento più disagiati anche per povertà. Don Ugo, ci può raccontare magari qualche episodio? Forse questa povertà è aumentata anche dopo la sospensione, dopo che non c'è più il reddito di cittadinanza. Purtroppo sì, dico, il reddito di cittadinanza non era un bene, era un male minore sicuramente, diciamoci la verità. Ma averlo tolto, averlo sostituito, perché poi non è stato tolto, ma sostituito con misure che non sono equivalenti a quella che era la possibilità di un anno fa, sta mettendo in crisi, in ginocchio diverse famiglie. Sono aumentati i furti di auto, aumentano i piccoli crimini. Scusami se ti interrompo, le famiglie medie di qualche anno fa sono diventati i nuovi poveri. Le famiglie medie sono i nuovi poveri. Quello che è incredibile è che i ricchi restano ricchi però nella nostra città. Com'è possibile? Qua dobbiamo interrogarci anche su questo. C'è quell'ascensore sociale di cui dicevo prima, che non sale, che si è bloccato, che non va avanti, e che Santo Padre condanna chiaramente in Fratelli Tutti. Se prendiamo Fratelli Tutti al numero 109, il Papa ci invita veramente a distruggere queste barriere nelle periferie, a stare attenti, a non creare muri tra il centro e la periferia, e soprattutto a non creare nuovi stranieri, perché di fatto il cittadino dello Sperone per Palermo è uno straniero oggi a tutti gli effetti, perché diventare periferia oggi significa questo, essere straniero nella propria città. Forse ci vorrebbero più Don Ugo in città. No, questo no, ci vorrebbe che ognuno facesse il suo dovere bene, come ci insegna il Beato Pino Puglisi. Se ognuno fa qualcosa, allora insieme possiamo fare molto. Ma la scuola, lei la parrocchia, il comune. Lei già opera con grande efficacia e noi siamo riconoscenti naturalmente, ma per il resto che cosa occorrerebbe? Qual è il primo passo da compiere in una situazione, diciamo, che mette allarme, ecco? Sicuramente continuare a lavorare insieme, non lasciarci intimidire un attimino da questi fatti. Ci siamo spaventati, sì, è vero, abbiamo un buon motivo di spaventarci, ma non possiamo fermarci. E allora noi lo stesso l'indomani, ecco, la sera chiaramente eravamo qui in parrocchia, io sono accorso subito lì. L'indomani i ragazzi erano a scuola, al Di Vittorio dove insegno io non c'erano assenti.
il pomeriggio c'è stato il dopo scuola, il pomeriggio c'è stato il calcetto, la sera le altre attività. Abbiamo continuato a fare bene quello che dobbiamo fare. Però qualche madre diceva che non voleva mandare i figli. Esatto, qualche mamma ha detto c'ho paura, ma qualche mamma ha ascoltato anche il nostro consiglio. Non avere paura, portali. Ma questo è bellissimo, Anzi, quello che dice lei è bellissimo, padre, mi scusi se la interrompo ancora, è bellissimo, ma forse ci vorrebbe anche più sicurezza, o no? Più luce, siamo in un quartiere che ancora soffre troppo buio in tanti angoli e il buio è complice del malaffare, sicuramente. Più sicurezza, ma quello è un problema di tutta la città, non solo dello Sperone. Dobbiamo veramente fare la nostra parte perché vi sia questo, non dobbiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo dire le cose, chiamare le cose con il loro nome, dire le cose come stanno e questo porterà a cambiamento. E oggi è bello vedere i piccoli che davanti a questo omicidio non hanno fatto come succedeva ai miei 13 anni, no? E vabbè, si sa, ogni tanto succede, no? I piccoli 12enni, 13enni, 14enni di oggi sono scandalizzati, sono sconcertati da quello che è accaduto. E questo è importante. Questo è molto importante e ci fa molto piacere. Marco, se tu sei d'accordo possiamo anche concludere qua provvisoriamente, naturalmente. Don Di Marzo la talloneremo ancora perché le sue parole ci fanno naturalmente molto bene e ci danno grande speranza, anche se la situazione è quella che è. È un ospite molto gradito sia di Buongiorno Sicilia che del TG Sicilia, ovviamente. Assolutamente, e speriamo che noi chiediamo a voi, permetta, noi chiediamo a voi di aiutarci a fare conoscere la bellezza vera di questo quartiere, perché è facile puntare il dito sul malaffare che qui purtroppo regna più facilmente che altrove, ma ripeto, ci sono famiglie meravigliose, c'è una bella Palermo che cresce anche qui. Io le posso dire che dal 2016, quando sono arrivato qui a Roccella Sperone, a oggi, ad esempio, nelle nostre terze medie a scuola l'85% degli studenti non prende più le scuole professionali ma sceglie il liceo, sceglie istituti tecnici, sceglie di studiare, di formarsi per cambiare il quartiere, non per andare fuori. Ci fa molto piacere sentirglielo dire, la ringraziamo molto per essere stato con noi, grazie naturalmente anche al nostro Marco Gullà. Don Ugo Di Marzo, parroco lì alla chiesa del quartiere Sperone, e speriamo che le luci si accendano per cominciare, scusate, ma almeno che ci sia un po' più di luce, tanto per, mentre Don Di Marzo continua le sue importantissime iniziative. Adesso è il momento dell'almanacco, state con noi, buongiorno Sicilia. Sapete che l'aceto di vino ci viene in aiuto per tanti piccoli lavori domestici? Uno dei suoi utilizzi è come sbiancante per la biancheria, una valida ed ecologica alternativa ai normali detersivi. Basterà mettere i capi bianchi in ammollo in una bacinella con acqua tiepida, aggiungere un bicchiere di aceto di vino bianco e lasciare agire per circa mezz'ora. Sapete perché ogni 4 anni il mese di febbraio ha 29 giorni? Perché il nostro calendario si basa su un ciclo delle stagioni che dura circa 365 giorni e un quarto. Per arrotondare il conto, ogni 4 anni aggiungiamo un giorno in più, che chiamiamo un bisestile. Il primo a fare così fu Giulio Cesare, nel 46 a.C., ma sbagliò i calcoli e mise troppi giorni bisestili. Per correggere l'errore, nel 1582 Papa Gregorio XIII saltò 10 giorni e stabilì che gli anni bisestili fossero solo quelli divisibili per 4. L'erba tinta non muore mai. Questo modo di dire letteralmente significa l'erba cattiva non muore mai. L'erba cattiva è quella che cresce in modo selvaggio e invasivo, soffocando le altre piante e rendendo sterile il terreno. Così, le persone cattive sono quelle che si approfittano degli altri, che fanno del male e che non cambiano mai. E adesso è il momento dell'incontro con Marco Amato. Marco, ci sei? Sì, con una bellissima tazzina. Ci sono, buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. È proprio la tazzina da 29 febbraio quella lì, eh? Esattamente, la giusta conclusione del mese più corto dell'anno, che è anche il mio, è il mese dell'acquario dei pesci, è quello delle stelle, e quindi per quest'anno bisesto abbiamo concluso questo febbraio, ce lo siamo asciugati, come si dice.
Va bene, e poi? E poi oggi ho scelto una tazza sontuosa proprio perché vi volevo parlare in chiave astrologica di un mio grande amore televisivo. Ebbene, oggi vi parlo di MasterChef. Ebbene sì, l'astrologo è un addicted di questo programma che tanto piace, che ha avuto un successo strepitoso, è un format globale assolutamente di grandissima riuscita e tra l'altro per la cucina italiana ha segnato una svolta incredibile, anche perché la cucina italiana è un'eccellenza nel mondo e assolutamente ha infiammato i cuori e gli animi non solo dei telespettatori ma di tantissimi aspiranti chef. Stasera è una giornata particolare proprio perché la 13ª edizione di MasterChef giunge al suo termine, quindi stasera verrà proclamato il 13° MasterChef italiano. E beh, la kermesse quest'anno è stata assolutamente un po' più densa del solito. Questa detta anche dei giudici amatissimi di MasterChef, la cui formazione negli anni è variata, ma che conferma sempre il carissimo Bruno Barbieri, del segno del Capricorno, grande cuoco italiano che proprio come tutti i Capricorno tende a mantenere la tradizione, infatti si ispira a una cucina tipica della nonna e delle sue terre, lui è un emiliano. Lo chef Locatelli, che è assolutamente un vanto per la nostra Italia proprio perché si è fatto valere fuori e la sua gentilezza e il suo garbo tornando in Italia lo ha riportato con un know-how internazionale decisamente di grande efficacia, ma più di tutti nel cuore degli italiani chiaramente lo chef Cannavacciolo, il Tonino nazionale che tanto piace a tutti quanti col suo essere paterno e con le sue indimenticabili pacche sulle spalle che distruggono un po' sia i concorrenti che gli ospiti vari nella sua immensa simpatia. E allora, proprio perché è un programma assolutamente blindato di cui non si sa nulla nei risvolti se non proprio durante la proclamazione, non ho trovato informazioni zodiacali se non sugli chef, chiaramente, ecco. Barbieri diceva è Capricorno, Ariete sono Cannavacciolo e Locatelli, entrambi appartenenti allo stesso segno. Sicuramente due grandi condottieri, ecco, ci vuole un Ariete per capitanare e ci vuole un Capricorno per la strategia, non c'è dubbio su questo. Vi ricordo che i greci dicevano che le battaglie si vincono col guerriero, mentre invece la guerra si vince con lo strategos. Ebbene, vi posso semplicemente pronosticare la cosa e vediamo se funziono come telespettatore agguerrito di Master e non come astrologo stavolta. Dei 4 finalisti secondo me vince Micaela o Antonio. Antonio tra l'altro è siciliano e quindi un tifo speciale anche per lui, in bocca al lupo. Oggi parlando di astrologia, Luna e Scorpione, quindi viva i segni d'acqua. Scorpione, Pesce e Cancro hanno un particolare intuito, una particolare sensibilità, non solo ai sentimenti come il Cancro che si sta avvolgendo anche al lavoro in termini di attenzione, ma anche allo Scorpione che diventa incredibilmente più attento e empatico al circostante e vara una nuova strategia. I pesci, sempre più forti della loro posizione, stanno sciogliendo tanti nodi della loro vita. Se va bene agli acqua, va bene anche ai terra, quindi Toro e Vergine, soluzioni molto interessanti anche in amore. Il Toro da questo giorno fino a domenica possono tentare di recuperare un pochettino il tempo perduto in amore. Amore anche per la Vergine un poco sacrificato data la mole di impegni per adesso, ma una buona notizia oggi arriverà rispetto a un contenzioso che potete avere rispetto ad altri in termini lavorativi, professionali o patrimoniali. Capricorno invece è super fortunato, per adesso gode di appoggi planetari incredibili. Oggi la Luna vuole ricordare al Capricorno di riservare un po' più spazio per la famiglia e i tempi intimi che spesso sacrifica per il lavoro. Fuoco e aria non sono troppo in difficoltà, tranne che per il Leone, che deve sempre un po' aggiustare tutta una serie di faccende che gli piovono addosso sia dal lavoro che da alcuni rendiconti a casa, perché il Leone a volte
volte si concentra molto su alcune cose e lascia poco spazio all'opinione del partner o ai familiari, che a volte hanno anche bisogno di lui. Ariete invece sta tentando di recuperare in amore e ci riesce benissimo, perché le passioni sono tornate, quindi cari Ariete, godetevela fino in fondo e soprattutto siate positivi e propositivi. La luna di oggi non deve sconvolgere i vostri piani, anche se qualcosa non andrà proprio come avete preventivato. Sagittario un pochino più in difficoltà perché si concentra su un bailam di cose familiari ed affaristiche che non gli lasciano un po' di tempo. Nel suo caso ci sono gli amici che con Marte e Venere in Acquario riescono sempre a dare la carezza giusta. Bene, andando a Gemelli, Bilancia, Acquario per ultimi segni d'aria, i Gemelli stanno sperimentando una nuova visione del loro stesso essere, hanno di nuovo ritrovati se stessi e stanno ricarburando verso nuove forme di socialità e di comunicazione, e ci riescono benissimo, visto che la loro verve comunicativa oggi al lavoro potrebbe dare un punto di vista decisamente nuovo ed interessante. Mentre invece la Bilancia, un pochino stressata e sconfortata da tutta una serie di stasi che per adesso non ama proprio, ha a che fare col mondo economico. Oggi la Bilancia dovrà fare i conti da un punto di vista meramente tecnico e pratico. La luna in seconda casa, ovvero nel segno dello Scorpione, idealmente per voi, rappresenta una visione delle cose un pochino più prospettica. Acquario per ultimo, la luna in Scorpione non è mai un toccasana per gli Acquario, proprio perché un senso di insicurezza o di nervosismo tenderanno molto a farlo correre ai ripari, nel senso che si sbrigheranno a ultimare delle pratiche che ancora hanno in sospeso, perché l'Acquario non tiene mai troppo conto del tempo, e soprattutto in amore tenteranno di difendersi un po'. L'Acquario, ricordate, che è un segno che batte sempre in ritirata quando si sente troppo coinvolto, ma questo non è indice di sconfitta, ma anzi di quanto si è destato l'interesse di un segno zodiacale pressoché inafferrabile. E detto questo, signori, vi auguro una buona giornata e mi preparo per la finale di Masterchef. Certo, buon caffè, buona giornata a Marco. Ancora un'occhiata ai quotidiani? Proprio una cosina. La Apple dice addio alle vetture elettriche perché si punta tutto sull'intelligenza artificiale. Non crede più nel progetto di sviluppare un'auto elettrica, ma si punta per l'appunto all'intelligenza artificiale. Sì, che risolverà tutti i problemi. Abbiamo qualche dubbio, però va bene. Scherziamo naturalmente, chiudiamo il nostro Buongiorno Sicilia ricordando che oggi che è il 29, dico bene? No, stanno partendo dall'inizio, credo dalla regia. Questo è Rossini, sì. Pensate che lui è nato il 29 febbraio del 1792, quindi è nato, come dire, in questo giorno straordinario. E invece noi andiamo alla fine di questa cosa perché abbiamo fatto un po' tardi e quindi parliamo di NEC. NEC che è in fondo a tutto, e vi proponiamo una canzone di NEC, eccolo qua. Notte di febbraio, per salutare il mese più breve dell'anno. Vi diamo appuntamento da domani 1° marzo con una nuova puntata di Buongiorno Sicilia. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, a domani. A domani. NEC.